25 aprile, in Italia si celebra la liberazione, ma non solo. In questa giornata grande protagonista è il leone alato. C'è aria di festa, la festa di San Marco, solennità patronale di Venezia e del Veneto, in memoria dell'Evangelista. 25 aprile 2022, 1646 giorni in attesa del governo. L'autonomia aspetta e in questa giornata la riforma più attesa dai veneti diventa tema di confronto. Nei giorni scorsi, insieme al segretario del PD del Veneto, Andrea Martella, abbiamo presentato le nostre proposte sull'autonomia. In particolare abbiamo chiesto al presidente Zaia di individuare alcune materie, che secondo noi devono essere 6 o 7 materie, come stanno facendo altre regioni, per portare a casa materie specifiche nella trattativa con lo Stato. Pensiamo alla formazione nel campo del lavoro, pensiamo all'internalizzazione delle imprese, individuare le materie che davvero servono al Veneto, perché il fatto di aver chiesto le 23 materie, come abbiamo visto in questi mesi, in questi anni, ha portato a un blocco della discussione con lo Stato. Oggi l'autonomia è una battaglia che non ha colori politici, è una conquista dei veneti per i veneti, un tema politico che viene portato avanti dal centrodestra così come dal centrosinistra, e il Partito Democratico in questo 25 aprile torna a chiedere al presidente Zaia di individuare 6-7 materie specifiche su cui concentrare tutti gli sforzi per ottenere l'autonomia. Insomma, serve un cambio di strategia. Davvero è il tempo di uno scatto in avanti, è il tempo di un'accelerazione, manca un anno alla fine del mandato di questo governo, se non vogliamo che passi un altro governo senza portare a casa l'autonomia serve uno scatto e serve soprattutto individuare le materie che vogliamo. Per far questo abbiamo anche chiesto una commissione speciale in Consiglio regionale, perché il Consiglio regionale deve tornare a discutere dell'autonomia, deve tornare a confrontarsi con i cittadini, con le associazioni di categoria, con i sindacati per scegliere insieme quali sono le materie centrali sulle quali lavorare. Perché se non c'è da parte di tutto il territorio una condivisione su quali sono i principali temi che vogliamo portare a Roma e sulla quale vogliamo chiedere autonomia da Roma, è difficile portare a casa questo risultato, ma noi questo risultato lo vogliamo davvero.